Sindaco Giovanni Manildo, una passeggiata per inaugurare questa nuova illuminazione, questa riqualificazione dei passeggi, insomma è uno dei rettifili principali della città, delle passeggiate proprio della città. La passeggiata principale, il collegamento da un quartiere al centro, è stata data nuova vita con questa illuminazione che porta assolutamente sicurezza, invoglia a passeggiare in modo sicuro e anche quindi oltre alla sicurezza fisica anche la sicurezza della mobilità a piedi o in bicicletta. È veramente un'opera importante. Ringrazio i lavori pubblici e l'assessore Ofelio Michelan che hanno fatto veramente un'opera molto importante per il quartiere. Anche un investimento importante, insomma 600.000 euro nella penuria di risorse che pesa sulle amministrazioni comunali. Siete riusciti a recuperare questi fondi? È un investimento molto importante, un'attenzione a questo nodo, a questo rettifilo molto importante e prestigioso per la città. Devo dire che abbiamo ottenuto dei riscontri molto positivi soprattutto sul fronte della sicurezza. È un asse molto frequentato, molto usato anche da ragazzi che si muovono in bicicletta, a piedi, che si muovono verso il centro, verso le scuole o tornano, e quindi è un investimento che abbiamo fatto molto volentieri e di cui siamo anche molto orgogliosi. L'assessore Ofelio Michelan, sindaco, confermate le sue deleghe ai lavori pubblici? L'assessore Ofelio Michelan è una persona che con generosità ha accettato tutte le sfide e sta lavorando su moltissimi cantieri, su moltissime sfide, su moltissimi problemi, dal rischio idraulico alle fognature, alle piazze, a veramente ogni aspetto. Sicuramente qualche sbavatura, qualche errore l'abbiamo fatto tutti, ma devo dire che la serietà e la professionalità di Ofelio non sono mai state in discussione. Quindi continuerà a conservare le sue deleghe? Assolutamente, l'importante è lavorare tutti quanti insieme. Io metterò la mia faccia come sto facendo oggi e come ho fatto in altre occasioni, proprio per dimostrare che siamo un gruppo che vuole lavorare sempre di più e anzi cerchiamo di innestare una marcia in più per aumentare i lavori fatti e per andare incontro sempre di più alle esigenze dei cittadini.